Quarantena per i bambini in rientro dalla Cina, anche quelli senza sintomi, alzata di scudi dei presidi veneti contro la lettera del presidente Zaia e degli altri governatori del nord. Ieri sera a Ring il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Berazzi ha invece difeso la richiesta del governatore del Veneto sull'isolamento per i bimbi, spiegando perché può essere utile. Intanto picco dell'influenza nei giorni della grande paura del coronavirus, ospedali pieni con i sanitari che rassicurano i cittadini e invitano a non creare allarmismo. Un uomo di 70 anni è morto mentre altre 3 persone sono state salvate in un incendio scoppiato in un appartamento a Trebaseleghe nel Padovano. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Stava pulendo delle armi nel laboratorio di casa, la polvere pirica ha innescato una serie di esplosioni, quindi un incendio. La paura a San Fior, dove è rimasto ustionato alle mani un perito balistico di 27 anni. A Padova 2 badanti sono indagate per circonvenzione di incapace, avrebbero sottratto all'anziano che assistevano ben 1 milione di euro. Dal turismo, forte impulso economico per le colline patrimonio dell'UNESCO, con l'Alta Marca che ora sfida Verona come terra degli innamorati. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano ancora la questione coronavirus. Ieri abbiamo raccontato dalla voce del governatore Luca Zaia il perché della lettera mandata dai governatori, alcuni governatori del nord, tra cui il Veneto, in cui si chiede appunto per i bimbi di rientro dalla Cina anche senza sintomi un periodo di isolamento domiciliare, cosiddetto isolamento domiciliare. Ma è una notizia, già lo raccontavamo ieri sera, è una richiesta questa che non ha mancato di alimentare polemiche. A scendere in campo sono anche i presidi veneti che dicono troppo allarmismo e così si rischia anche di alimentare un fenomeno di discriminazione. Ribadisco che se non si hanno informazioni di ordine scientifico di una qualche fondatezza, non ha senso assolutamente questo allarmismo. Parla espressamente di allarmismo il rappresentante dei presidi veneti, che boccia così la mossa dei governatori del nord, Zaia compreso, che nelle scorse ore hanno scritto una lettera al Ministero della Salute chiedendo di rivedere la circolare sul rientro dei bambini dalla Cina, estendendo il periodo di quarantena anche a quelli privi di sintomi. Insomma, un isolamento preventivo di 14 giorni, tempo di incubazione del coronavirus. Misura che lo stesso Zaia ha motivato anche con la necessità di tranquillizzare i genitori. Il capodanno cinese è finito da pochi giorni e ci sono casi di bambini che stanno rientrando anche nelle scuole venete. Chiediamo al Ministro di valutare l'opportunità di adottare delle misure particolari in questi casi. Sono pochi casi, però ci vengono segnalati senza alcuna volontà di ghettizzazione. Ma nonostante la precisazione del governatore, la polemica è comunque servita. Non si escludono le persone da scuola. Ha tuonato in queste ore il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, che chiede il rispetto della circolare ministeriale. Insomma, indietro non si torna. Polemico anche il segretario del PD Zingaretti, ma a pesare soprattutto la posizione dei presidi, che guardano anche al rischio di discriminazioni. Che qualcosa sia già cambiato nelle aule è più di un'impressione. Il rischio c'è, possiamo dire che non è razzismo, ma ormai gli sguardi della gente e, ahimè, gli sguardi dei ragazzi sono verso chi ha gli occhi a mandorla. E questo è un rischio, e poi per recuperarlo quanto tempo ci vorrà? Interventi anche in queste ore sulla vicenda, come quello del Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, che in un'intervista a Radio Radicale dice che le linee guida in materia di tutela della salute in Italia sono competenza dello Stato, l'organizzazione sanitaria spetta alle regioni, ognuno faccia il proprio lavoro, decide il Ministro della Salute e le regioni si adeguano, tutto molto chiaro, basta leggere la Costituzione. Continua Boccia, se la dichiarazione dei presidenti della Lega non è ispirata da motivazioni politiche, come sono certo, ben conoscendo il loro profondo rispetto delle istituzioni, il governo la accoglierà come ulteriore sollecitazione a tenere alta la vigilanza sul mondo della scuola. Le misure previste dal governo italiano sono efficaci e garantiscono tutti. È intervenuto anche da Londra il Premier Conte, che dice: invito i governatori del nord a fidarsi di chi ha specifiche competenze. E continua sempre Conte, nessuno pensi di approfittare del coronavirus per manifestazioni discriminatorie o addirittura di violenza, così dice il Premier Conte.
Ieri sera invece a Ring il direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi ha difeso questa richiesta del governatore Zaia e degli altri governatori delle regioni del nord sull'isolamento per i bimbi. Sentiamo perché in questo punto della situazione. Il fatto di porre le persone, termine quarantena un po' esagerato, nel senso mettere le persone 14 giorni in isolamento a casa, domiciliare, 14 giorni le persone, quindi i ragazzini, far misurare loro la febbre a casa e poi comunicarla come da protocollo chiaramente al servizio di igiene pubblica, al Dipartimento di Igiene Pubblica, credo che sia importante perché così andiamo sostanzialmente a levare di torno, ecco, qualsiasi tipo di considerazione, attenzione, è entrato in classe, c'è questo rischio, eccetera, eccetera. Il fatto di poter, se viene accettato dal Ministero, poter fare questo andrebbe a sopire tanti ragionamenti, no? Dove le mamme si agitano, i genitori si agitano, e le scuole anche loro sono ovviamente in allerta. Questo andrebbe a risolvere tantissimi problemi anche a noi della sanità pubblica, perché almeno sappiamo che la persona, il bambino viene ovviamente lasciato a casa, quindi in una situazione di controllo costante e continuo, e contemporaneamente non andiamo a creare disagio a chi ovviamente è in classe e i professori stessi che devono come minimo gestire una situazione di questo tipo. Non per tutti i bambini che sono magari cinesi e rientrano in Italia dopo il Capodanno cinese, perché vengono a scuola qui, vivono qui, anche i bambini italiani che magari erano in viaggio in questi giorni, ma solo dalle aree colpite, almeno certo. Questo abbiamo inteso. Anche perché il problema è la sintomaticità, cioè il fatto che possano non esserci sintomi, giusto? È certo, assolutamente sì, i sintomi comparire dopo, iniziare con febbre e poi man mano rapidamente peggiorare. Intanto arriva il picco dell'influenza in questi giorni di grande paura o psicosi per il coronavirus. Gli ospedali sono pieni, il punto della situazione è proprio nella Marca Trevigiana. Febbre alta, raffreddore, tosse, il picco dell'influenza stagionale è arrivato anche nella Marca, ma quest'anno la paura del coronavirus fa lievitare i timori. Centralini del 118 bollenti, basta la febbre a scatenare terrore immotivato ed inutili corse delle ambulanze. Non abbiamo alcun caso, non c'è nessuna necessità di preoccuparsi in questo momento, i casi sospetti sono legati all'arrivo direttamente dalla Cina, ma ribadisco, non abbiamo avuto alcun caso. In questo momento direi che stiamo tranquilli, è stata organizzata un'ottima rete regionale, noi scriniamo i casi vedendo se hanno influenze comuni e nel caso in cui ci sia un soggetto sospetto viene inviato il campione a Padova che dà la risposta in tempi brevissimi. Rassicurano i cittadini ed invitano a non creare allarmismi i sanitari dell'ULSS 2 della Marca alle prese con il picco dell'influenza. Noi abbiamo screenato circa 800 pazienti, 200 sono risultati positivi da gennaio ad oggi. Non abbiamo casi gravi in questo momento, c'è da dire che siamo nella fase del picco perché abbiamo un aumento sia dell'influenza A nelle varianti H1N1 e H3N2 e anche della B. Questo è il primo anno che partono contemporaneamente in picco. Ambulatori e ospedali presi d'assalto, ma per il momento nell'ULSS 2 si riesce a gestire il picco di ricoveri senza alterare l'organizzazione dei reparti, come invece è accaduto ad esempio nel 2018. E a differenza degli anni passati, l'epidemia influenzale di quest'anno presenta una novità. Quest'anno per la prima volta colpisce meno le persone anziane. Probabilmente questo è da spiegare con il fatto che la campagna vaccinale è stata efficace. E adesso la cronaca della tragedia consumatasi la scorsa notte a Trebasele, un incendio, una vittima e 3 feriti. Buongiorno da Trebasele, che un uomo di 70 anni è morto mentre altre 3 persone sono state salvate in un incendio scoppiato in un appartamento in mezzo alle campagne del comune dell'Alta Padovana. Le fiamme si sono propagate in una stanza al piano terra e l'odore acre del fumo è stato percepito anche da altri 3 ospiti che invece si trovavano nelle camere al piano superiore. Le 3 persone sono riuscite ad allontanarsi dalla casa e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Santa Giustina e dei
nei presidi di Cittadella e Castelfranco Veneto con 4 automezzi e 15 operatori, e solo dopo aver spento le fiamme sono riusciti ad entrare nell'abitazione trovando il corpo senza vita del 70enne. Le fiamme poi si sono propagate rapidamente anche in tutta la casa e solo in tarda mattinata sono state domate dai vigili del fuoco. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, che sono appunto al vaglio dei pompieri e dei carabinieri che sono arrivati qui a Tre Baseleghe. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. La racconto allora di Valentina Visentin sul posto, quello di un altro incendio. L'abbiamo raccontato ieri con una diretta con Lucio Zanato che si trovava sul posto a San Fior, quell'esplosione, quelle fiamme in casa. Allora vediamo nel dettaglio cosa è successo ieri sera a San Fior. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'incendio che si è sviluppato ieri a San Fior di Sotto, in zona Palù, dove un perito balistico di 27 anni ha riportato serie ustioni alle mani. Stando alla ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il giovane professionista, che lavora come consulente, stava pulendo delle armi nel laboratorio di casa. Della polvere pirica avrebbe provocato una serie di esplosioni nell'abitazione di via San Macario, avvertite in tutta l'area circostante, una zona di campagna. Quindi il fumo e le fiamme. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di un'ambulanza del SUEM 118 che ha soccorso il perito trasportandolo all'ospedale di Conegliano, dove le sue condizioni non sono state giudicate preoccupanti. Gli uomini del 115 hanno proseguito il lavoro per mettere in sicurezza il casolare, delimitato con scrupolo per evitare l'avvicinamento di eventuali curiosi, essendoci il rischio di nuove esplosioni. Al termine delle operazioni, la zona dell'incendio, un magazzino accanto alla casa, è risultata inagibile. L'attività che il 27enne svolgeva nel suo laboratorio era autorizzata, trattandosi di uno specialista, ma sono comunque in corso indagini da parte dei carabinieri, coordinati sul posto dal comandante della compagnia di Conegliano, il maggiore Fabio Direzze, per appurare l'esatta dinamica di quanto accaduto. A Padova 2 badanti indagate per circonvenzione di incapace avrebbero sottratto qualcosa come 1 milione di euro all'anziano che assistevano. Donne che rubano tanti soldi a un anziano e donne che scoprono le presunte ladre. Un 99enne ingegnere padovano deve ringraziare il sesto senso di una sua vecchia amica se ora i suoi conti correnti e i suoi beni immobili sono bloccati e affidati a una amministratrice di sostegno incaricata dal tribunale. 2 delle 3 badanti del quasi centenario, 2 padovane di 60 anni, sono state indagate per circonvenzione di incapace. Seguivano da tempo l'anziano ingegnere solo e senza parenti prossimi e, secondo le indagini, sarebbero riuscite a impadronirsi di almeno 1 milione di euro. Come abbiano fatto è al vaglio della magistratura, se con assegni firmati dall'anziano, contanti oppure con deleghe alla firma nel conto corrente bancario del signore. Una delle 2 si sarebbe perfino comprata una casa da 300.000 euro. A scoprire il caso l'amica dell'ingegnere, convinta che a movimentare i conti dell'uomo fosse stata un'altra anziana, loro conoscente comune. Non era così e da Sporto denuncia. Gli accertamenti hanno rivelato che a sottrarre denaro e proprietà all'ex professionista sarebbero state le 2 badanti. Le indagini proseguono per verificare le firme su bonifici, giroconti e contratti. Rabbia e polemiche per la notizia che i parenti di Jennifer Zacconi, la ragazza uccisa, sepolta viva incinta nel 2006 dal compagno, non otterranno il risarcimento. I familiari di Jennifer Zacconi non hanno diritto all'indennizzo di 80.000 euro. Dopo che la figlia 22enne è stata uccisa dall'amante Lucio Niero, sepolta viva in una buca al 9° mese di gravidanza, l'ennesima beffa per il papà, la mamma Anna Maria Giannone e il nonno Giuseppe Giannone. È una decisione incomprensibile, nel senso che la direttiva 80/2004 prevede che vengano indennizzati i cittadini europei in Italia dallo Stato allorquando il reo non paga, non ha soldi, non viene scoperto e quindi non è possibile escludere i cittadini italiani dall'indennizzo perché sarebbe discriminatorio anche da un punto di vista costituzionale discriminare ovviamente i cittadini italiani dai cittadini europei. Era l'aprile del 2006 quando Jennifer di Olmo di Martellago fu uccisa al termine di un violento litigio con Niero nel piazzale di un distributore a Martellago in cui lei fu picchiata e poi gettata nella buca. Qui si tratta di un caso molto grave perché ricordo che per la cronaca
Si trattava di una ragazzina molto giovane che ovviamente la piccola Jennifer che aveva una bimba di circa 9 mesi che poi alla fine sono state entrambe sepolte vive. L'assassino, sposato e padre di 2 figli, fu condannato a 30 anni di reclusione e una provvisionale di 80.000 euro in favore della madre di Jennifer e 85.000 ad altri suoi congiunti. Anche dalla missione di Niero al gratuito patrocinio era però emersa la sua impossibilità di liquidare la somma. Da qui la richiesta dei familiari di condannare la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia per la mancata attuazione della direttiva europea 80. Ma per i giudici la mamma e il nonno non ne hanno diritto. Sostanzialmente fa commistione tra il risarcimento e le sue regole e l'indennizzo. Qui si tratta di un indennizzo, cioè lo Stato deve indennizzare le vittime secondo una direttiva 80 del 2004. Quindi sostanzialmente c'è una commistione di giurisprudenza che non è comprensibile. Io sto parlando con i familiari per farli decidere il mio consiglio è di presentare ricorso in Cassazione a Strasburgo e eventualmente segnalare la situazione al Consiglio d'Europa perché venga riferito pure alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, dove c'è una violazione dell'Italia per violazione della direttiva 80. Ancora Ilaria Marchiori, ma stavolta per parlarci al telefono dell'allerta rossa smog che scatta anche in alcune zone del veneziano. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Dopo Vicenza, Padova e Treviso, pessima la situazione anche in provincia per lo stato delle polveri sottili. Da oggi infatti scatta l'allerta rossa non solo a Mirano come avevamo detto, ma anche a Noale, Dolo, Pianiga, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Vigonovo, Stra e Campolongo Maggiore. Per 10 giorni consecutivi i livelli di PM10 si sono assestati infatti sopra il limite e per la prima volta nel corso dell'inverno, quindi nel Miranese ma anche in tutta la riviera del Brenta, la situazione di aria irrespirabile è diventata praticamente cronica. Secondo ARPAV a partire da domani in realtà dovrebbero registrarsi dei miglioramenti, ma per l'intera giornata di oggi ci saranno delle concentrazioni di PM10 intorno ai 100 microgrammi per metro cubo. Le condizioni meteo resteranno invariate e quindi ancora favorevoli al ristagno delle polveri sottili. In seguito invece un'area di bassa pressione in arrivo da nord-ovest interesserà marginalmente la nostra regione con alcune precipitazioni che dovrebbero essere una manna per la qualità dell'aria. Continua intanto lo stato di allerta arancione invece a Venezia e San Donà di Piave fino al prossimo bollettino ARPAV che è previsto per giovedì 6 febbraio. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale per tornare a Padova, in via Anelli, perché è arrivata l'annuncio della data definitiva per il via all'abbattimento della seconda palazzina del complesso Serenissima. Sabato butteremo giù la seconda palazzina di Vianelli. Sono state settimane di intenso lavoro fianco a fianco con Spisal per la bonifica dell'amianto. C'è quindi una data di partenza per i lavori di abbattimento della seconda palazzina del complesso Serenissima in Vianelli. Come vi avevamo anticipato, sabato prossimo semaforo verde per le ruspe. Ci vorranno circa 10 giorni per l'abbattimento della struttura, dove sono state trovate in 12 locali fibre di amianto. Abbiamo già programmato l'abbattimento successivo, che sarà la palazzina, quella L, quella rossa, il civico 25. La palazzina rossa, a cui si riferisce l'assessore, è quella che ospitava la moschea. Questo stop forzato negli abbattimenti ha di fatto evidenziato che nel complesso di Vianelli è presente amianto. Il Comune ha quindi stanziato €500.000 per la bonifica. Le prime 2 palazzine hanno consentito anche di capire l'entità del lavoro, perché ricordo abbiamo potuto analizzare il sito solo una volta che siamo diventati proprietari, quindi contiamo ora di poter procedere con un meccanismo rodato grazie all'esperienza delle prime 2 palazzine.
Torniamo a parlare dell'acqua alta di novembre, l'acqua granda di Venezia, e a Venezia i 5 Stelle chiedono all'amministrazione comunale risposte sullo stato dei lavori della scuola di Santa Teresa, ancora danneggiata appunto in quei giorni terribili. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale pone l'attenzione sullo stato della scuola dell'infanzia Santa Teresa a Santa Marta, danneggiata dall'acqua eccezionale del 12 novembre scorso. Dopo l'acqua alta i genitori sono stati invitati a spostarsi, i bambini sono stati spostati prima a Saccafisola alla scuola 25 aprile e poi ora alla Diego Valeri. La consigliera pentastellata chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori all'interno dell'edificio veneziano, ma soprattutto sulle tempistiche. A 3 mesi di distanza il problema non è ancora risolto. Gli uffici ci dicono che l'acqua alta ha creato dei problemi di staticità, ma che la scuola di problemi ne aveva già prima, e con particolare riferimento al tetto, dove infiltrava acqua già da anni e dove le teste delle travi erano addirittura marcite. Quindi gli uffici dicono che c'è bisogno di fare dei lavori, insomma, che hanno approfittato per fare dei lavori più cospicui, ma non abbiamo ancora contezza dei tempi. Immaginiamo che per settembre sia impossibile che la scuola riapra, mentre ai genitori, insomma, era stato detto che avrebbe riaperto. I dubbi e le preoccupazioni dei genitori sono molti. Ci chiediamo se questi lavori saranno ingenti, strutturali, perché pare che ci siano dei problemi di staticità. La scuola sarà pronta per non il prossimo settembre ma quello successivo? E se sì, non rischiamo che la questione vada nel dimenticatoio e che l'edificio dopo non sia più destinato ai servizi educativi? Questo è il quesito che ci poniamo e questo è il motivo per il quale stiamo tenendo sotto stretta attenzione tutta la faccenda. Di nuovo nella Marca per parlare di turismo come ulteriore impulso economico appunto per la Marca trevigiana, soprattutto nella zona delle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO, tanti numeri importanti per l'Alta Marca che proprio appunto nelle colline del Prosecco sfidano Verona come città degli innamorati. Il turismo con il Prosecco è la nuova frontiera per l'Alta Marca. Lo dimostra l'interesse per eventi formativi che ha portato più di 1000 persone qualche settimana fa all'Auditorium di Miane, ma anche i dati nel territorio di Valdobbiadene. A Valdobbiadene le strutture sono aumentate del 150% e sono aumentate soprattutto queste tipologie di strutture. Una crescita esponenziale ulteriormente incrementata dai classici del calendario come le ultime festività natalizie. Già dal 7 luglio in poi, con il riconoscimento UNESCO delle colline Conegliano Valdobbiadene, si è visto un aumento, un incremento di presenza e arrivi turistici e questo ci fa molto piacere. I turisti chiedono strutture come bed and breakfast, come affittacamere, quindi l'extra alberghiero, anche l'alberghiero, però loro appunto preferiscono sentirsi a casa. Incrementare quindi le occasioni turistiche ed è per questo che Valdobbiadene ha deciso di fare concorrenza a Verona diventando colline del Prosecco e dell'amore. Valdobbiadene in Love, un'iniziativa appunto che vuole condividere questa importante festa degli innamorati e cercare di portare più turisti anche nel periodo di San Valentino. Cuori che caratterizzano anche luoghi dell'amore come il Molinetto della Croda o la chiesetta di Col San Martino, e cuori che almeno a Valdobbiadene sono già molto ambiti anche da semplici cittadini. Signora, come mai il cuore? Ah, mi ha dato razzolini. Sì, mi ha dato... No, non mi fotografa! No, non mi fotografa! E di turismo, ma non solo, parleremo fra pochissimo a ore 13. Il titolo della trasmissione di quest'oggi, infatti, molto importante e molto attuale, è Coronavirus e Brexit, gli effetti sull'economia veneta. Con Marta Marangon, gli ospiti sono Federico Caner, assessore regionale alla programmazione fondi dell'Unione Europea, turismo e commercio estero, e Matteo Ribon, segretario generale della CNA del Veneto. Questa sera invece a 20:10 con la politica e con ospiti Luciano Sandonà della Lega e Andrea Zanoni del Partito Democratico. È tutto, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione e mitezza fuori stagione, ma stanno per irrompere correnti artiche che riporteranno le temperature un po' più in linea con il periodo. La situazione nel dettaglio.
Sul Veneto, sulle pianure, nella prima metà di giornata il cielo sarà nuvoloso con locali nebbie e poi in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 14 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco al mattino, in cessazione con il passare delle ore, quando invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 13 gradi circa. Poche novità sul Trentino Alto Adige, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso, neve sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime intorno allo 0, massime tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.